Amici di Sesta Rete, benvenuti a questo appuntamento di penalty, un appuntamento speciale, appuntamento tutto natalizio, appuntamento che tra l'altro come al solito vede in scena i protagonisti del calcio dilettantistico. Oggi faremo un po' il riassunto delle giornate che sono state fin qui giocate. Andiamo subito a presentare subito la mia prima valletta, oggi assolutamente in versione natalizia, la Buon nostra Natale. Manuela. Buon Natale anche a te, Manuela. Oggi le parliamo ragazze perché è parlano, Natale. e avete già sentito la voce del nostro primo commentatore ufficiale di penalty, Sì. ovvero Gianluca Barbagallo, che non è vestito da Babbo Natale. Assolutamente no, ma giorno 6 prometto che mi vestirò da Befana. Benissimo. Per la par condicio, vabbè. però con la scopa, Ok. il naso ce l'ho. No, dico, apprezzo questo fatto che finalmente le penaltine abbiano preso uso della parola. Non ho detto ancora cosa succederà nella parte finale, questa è una sorpresa anche per i nostri amici a casa. Addirittura. Ok. Abbiamo già subito intravisto il nostro primo ospite della nostra puntata tutta natalizia, un direttore sportivo attualmente in panchina. Parliamo di Piero Lorè. Ciao Piero, benvenuto. Buonasera a tutti. Ma Buonasera. perché sei fermo? Non ci sono proposte oppure non ti piacciono le proposte che in questo momento ti sono arrivate dal calcio dilettantistico? No, non è che non ci sono proposte, le proposte ci sono, però purtroppo ormai in queste categorie c'è troppo, come si dice... Non c'è troppa sintonia tra società No, e non è che c'è direzione? Improvvisa. Si improvvisa troppo, ecco questo volevo dire. Quindi ormai ci sono allenatori che... Portano gli sponsor per portano allenare. sponsor, direttori Se non lo sportivi. dici tu lo dico io, ma è un dato No, di ma è fatto la che verità, ormai è la tutti verità. sanno in Ci sono città. direttori sportivi come me che per fare un po' di pallone o non prendono niente o portano pure loro qualche sponsor, presidenti che sono, tanto per dire che sono presidenti. Insomma, Infatti, improvvisazione. c'è molta improvvisazione, quindi... E questo qui chiaramente ti fa stare in panchina. Ma no, io preferisco stare fuori, non fare queste cose. Ma comunque segui assolutamente il calcio dilettantistico di questa stagione. Chi è dietro le quinte lo sa che bene o male ci sono un po' in tutti i posti. Piero Lorea ha un po' un nomignolo, diciamo un soprannome, Sì. non lo vuole dire, no? Ma è un po' il Moggi della provincia di Ah, Catania. sì, colui è vero, è vero. Che In muove giro- gli equilibri di molte squadre e che fa girare diversi giocatori. Sia in giro si in sa estate questa che cosa. in inverno è uno che comunque la gente lo sa. Ha delle ingerenze importanti. Vabbè, sono dei complimenti, Piero. Grazie, Piero, infatti. grazie. perché chiaramente è comunque un direttore sportivo importante per queste categorie. Il fatto che sia alla finestra secondo me è sintomatico di questo momento generale Che abbiamo del già calcio della nostra abbondantemente provincia, discusso in dove queste non puntate. circolano soldi, dove veramente tutto viene approssimato, improvvisato e mal gestito. Ma speriamo che le cose cambino con questo Speriamo il 2012. 2012 ci porti quantomeno un po' più di professionalità, È non dico vero. di professionismo. Quello che è manca vero. è questo purtroppo in questo momento. Benissimo, allora dato che abbiamo già detto in anticipo che parliamo soprattutto di quello che è successo sin qui nei campionati, diamo subito uno sguardo al campionato di interregionale. La nostra Manuela ci leggerà giustamente la classifica attuale, quella dalla quale poi si partirà puntualmente alla ripresa dei campionati. Il campionato interregionale del girone I, la classifica. Interreggio 31 punti, Acri 29, Marsala 28, Palazzolo 25, Cosenza a pari merito con 25 punti, Adrano 24, Battipagliese, Noto, Nuvola San Felice, Serre 23 punti, Licata, Messina 20 punti, Cittanova 19, Sant'Antonio, Valle Grecanica 18 punti, Acireale 17, Sambiase 15, Nissa 12. Da sottolineare anche qualche punto di penalizzazione oppure no? No. Stranamente, perché un po' in tutti i campionati ci sono i punti di Ci due, penalizzazione. Ci sono stati comunque, Ci sono stati. Il Messina ne ha avuti 6 per esempio. Allora io a Piero volevo fare subito questa domanda, dato che parliamo di effettiva crisi del calcio dilettantistico, anche se l'interregionale non è un calcio dilettantistico, lo sappiamo tutti, è celato dilettantismo ma è a tutti gli effetti quasi professionistico. Vedo che c'è una certa difficoltà per esempio nella piazza di Acireale, no? Che all'inizio si pensava che potesse fare un campionato di media-alta classifica. No, ma quest'anno secondo me no, perché loro erano partiti proprio per fare questo tipo di campionato, perché purtroppo anche loro hanno avuto dei problemi finanziari. Quindi secondo me, anche se non sono i punti reali, però è quella la classifica che La Nissa, anche se ultimamente ha rinnovato un po' tutto il suo gruppo sia tecnico che parco giocatori. In settimana è stato ricambiato di nuovo. Ah, è stato ricambiato. Ci dai una news allora? Sì, praticamente il mister che loro avevano preso prima, Cacciola, che aveva sostituito Sassamara, l'hanno risostituito con
il mister Salvo Bianchetti. No? Ah, ho capito. Salvo prima- Bianchetti alla Nissa. Salvo Bianchetti, quindi un nome importante del calcio siciliano. È cambiata qualcosa nella società, Piero? Oppure... No, è rimasto il gruppo quello che è presente sono ad aula. Sì. Hanno preso anche la NIS e hanno fatto fare 4 partite al mister Cacciola e non lo so per quale Ma con motivo. quell'organico la Nissa ha le potenzialità per poter... Secondo me ambire alla no. salvezza? Anche perché non Tra lo l'altro so. adesso parte da una classifica abbastanza deficitaria. Pesante, no? Per Ma uscire anche, dai playoff ci guarda il vogliono- discorso di prima, anche il mister Bianchetti, tutto il rispetto che porta per il mister, che lo conosco da bambino. Vabbè, è importante come nome, però. Serve prima- anche per caricare Ma non ha un la po'. bacchetta magica. Speriamo bene per lui. Però la bacchetta magica, come dice bene Gianluca, non Io in questo c'è. campionato ho visto l'indereggio, secondo me la squadra per potersi chiamare è quella là che in questo momento è in testa. Senti Piero, ma il Marsala invece come lo vedi? Che è in silenzio, questa È cosa lì, che non è c'era lì, messo è un lì. attimino... E lì sta lavorando lì. bene. C'è anche il Palazzolo che è una grossa società dove io ho lavorato, società seria. Che da qualche settimana diciamo Ha cambiato anche allenatore. loro. Ha cambiato allenatore, hanno- questi allenatori che vanno e vengono. Hanno mandato Anastasi, è arrivato il mister Galfano. Ma speriamo bene comunque. E Ladrano? Ladrano, ecco, per Che esempio era partito, Ladrano. diciamo... Secondo me l'indirizzo c'è il Cosenza che potrebbe, perché è una grossa piazza anche là. Hanno preso da Ladrano appunto Piero Arcidiacono. Sì, che è Arcidiacono, un l'abbiamo nostro già detto giocatore. la settimana scorsa, Sì, infatti. Sì. E ha giocato contro di loro Sì, domenica. infatti. Guarda caso. Insomma, è un campionato ed è un Ma girone. già poi parliamo di un campionato importante, non ci sono problemi dell'eccellenza. Beh, questo Senti sì. Piero, ma secondo te quali sono le candidate alla vittoria? A parte l'Indereggio che mi sembra di aver capito che è una delle tue preferite. Ma io vedo l'indirizzo e il Cosenza che può dare il filo d'occhio. E il Massala speriamo che continui così, poi Agri non la vedo questa Sono grande destinate squadra. diciamo a, A fare un Palazzolo evaporare. stesso, diciamo. sì. È ancora però troppo presto, secondo me, per Ancora parlare E di. i playoff contano solo ai fini di graduatorie ripescaggi? Sì, Oppure non ha, no, hanno ci una sono i valenza? playoff effettivi, però sono i poi playoff. dopo c'è sempre una graduatoria da superare. Certo. Quindi non si sale vincendo i No, playoff. no, non si sale direttamente. E invece Benissimo. per la lotta alla salvezza, visto che ce l'abbiamo... Lotta alla Piero, salvezza, aspettiamo. se La ricordo Ciriale- bene. La Ciriale è messo male. Insomma, la Ciriale. Però Ciriale, a parte che è messo male, poi là non li fanno lavorare, è una piazza troppo esigente. È una piazza che ha assaporato il professionismo della puro, professionismo, quindi, quindi appena queste fa- categorie gli stanno strette, Scusa, ma quindi allora, soffrono. Allora mi porgete un assist importante, il Messina. Il Messina. Grande organico, grandi prospettive, eppure... Ma il oddio, Messina, se non avesse avuto sbaglio, 6 parte punti- con meno 6, se non sbaglio. Sì, Sì. avesse avuto i 6 punti Parte sarebbe da meno stato sotto sei. il Marsala. Ma Messina per ora onor di ha cronaca. gente importante. C'è in Corona. squadra. C'è Corona, ci sono gente che ha fatto altre categorie. Dovrebbe recuperare, però già è troppo distante, perché ho visto l'Indereggio, secondo me... È la squadra più quadrata, importante anche nei che risultati abbiamo visto che è molto determinata e quindi sicuramente in questo forte, momento forte. sembrerebbe la squadra da battere. Ha under importanti che le prende, sicuramente si appoggia alla regina. Insomma, secondo me è la squadra favorita a vincere il campionato. Questo è il Vediamo campionato cosa- di interregionale. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, che poi in un certo senso un campionato che conosce anche abbastanza bene, lo segue in modo particolare. Sì, sì, Per fare il punto della situazione, parola di nuovo alla nostra Manuela, che ci dà il quadro del girone A di eccellenza. Ribera 35 punti, Alcamo 33, Camarat 32, Agragas 30, Atletico Campofranco 25 punti, Mazzara 24, San Giovanni Gemini 22, Riviera Marmi 21, San Cadaldese, Audace e Valderice 20 punti, Parmoval 17, Castellammare 16, Terrasini e Folgore 10 punti, chiude Palermitana con 3 punti. Ecco, questo per esempio è un girone abbastanza incarbugliato in vetta, perché come vediamo sia il Ribera che l'Alcamo, il Camarat, il Città dei Templi, che poi in un certo senso è la squadra di Agrigento, sono tutte lì. Insomma, nel giro di pochi punti si giocano la vittoria finale Questo è del un grosso girone. campionato. Questo campionato. Questo sì, c'è il Ribera e l'Agragas che sono due grosse squadre, ora c'è andato Peppe Raffaele da Agrigento, anche se domenica ci sono stati dei problemi nella partita di Agragas Ribera, che ha vinto Ribera. Sì, ha vinto sono Ribera. dei disordini, delle cose, non lo so ora come è finito il comunicato. Le conseguenze portano a desqualifiche importanti, inibizioni. Ci sono per 4 lunghi squalificati mesi, dell'Agragas. sì, insomma. Insomma, è un po' ingarbugliato, però insomma è avvincente, no? Cioè, queste È squadre molto diverso dalla al vertice eccellenza che che va da questa lottano. parte, è molto più forte. Diciamo che molto- tolte le prime 5-6, Piero, il resto poi langue nelle zone basse. Insomma, Sì, il campionato sì, sì. si chiude un po' Campofango, al ricordiamoci che è una matricola.
sta facendo infatti, bene pure, anche se è andato Mariano Cordaro, se n'è andato là, che è un grosso attaccante. E tolto fino all'Agras, il resto poi giocherà. Il Camarat è una grossa realtà, Renato Maggio lavora bene, Sì. ha un Baidani che è sempre quel gruppo, è una grossa realtà. Insomma, lo abbiamo detto da sempre, da quando seguiamo questo girone, che questo è un girone dove le 4-5 squadre di vertice lotteranno probabilmente fino manca alla qualche fine. punto alla squadra della Sangalatese, dove c'è il mio amico Lazio Pitatella, che fuori casa purtroppo non ha fatto grossi punti. È vero, è vero. Però anche lui ha una buona squadra. Adesso c'è comunque la seconda parte del torneo Sì. dove probabilmente Comunque, si potranno capire molte cose. Resta difficile fare pronostici in questo girone di... Qua sì, questo qua È tutto incerto. Invece non è tanto incerto l'altro girone di eccellenza che invece adesso subito andiamo ad inquadrare, il girone B. Manuela ci legge subito la classifica perché effettivamente questo è un girone che sembrerebbe quasi spaccato in due. Vai Manuela. Primo posto Messina con 43 punti, segue Ragusa 39, Città di Vittoria, Reale Avola 29 punti, Due Torri 24, Aci Catena Orlandina 22, Mister Bianco 21, Taormina 20, Comiso 19 punti, Trecastagni 15, Aquila Caltagirone 14, Atletico Catania Modica 11, Leonzio 6, Enna 1. Ricordiamo che l'Aquila Caltagirone e l'Atletico Catania hanno un punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione e Enna 6 punti di penalizzazione. Questo Ragusa e soprattutto questo Messina sembrano avere fatto insomma qua si rischia di fare anche i gara a sé. Sì, perché oggi non superati i 10 punti. 10 punti non si fa. Molto probabilmente così, anche se il Vittoria pare che ha trovato il giusto equilibrio societario, perché la squadra è passata in mano al presidente Marcello Mascara, che Sì, sarebbe il sì, papà fratello di quindi pare che ora a livello di societario Beppe. e quindi dovrebbero lavorare bene. Però qua Siamo sulla soglia questo è un dei campionato molto playoff. fastato secondo me, Comunque- perché a turno le squadre, vedi Enna, Leonzio, in modo che ora poi sistemato, a chi non si presentava, chi insomma. Sì, ma è un po' ingarbugliato nella parte finale, non tanto per la vetta, ma soprattutto nella parte finale, Parte nella finale, zona secondo bassa. me Enna e Leonzio sono destinati a scendere dirette, poi Gli altri lotteranno tutti per i spero molto playoff. nell'Atletico, ora che si è sistemata la situazione, che Beh, il Modica è destinato ad uscire fuori dai play-out comunque. io penso Sì, di sì, perché ha fatto una grossa Io campagna l'ho vista acquisti. domenica, comunque è una squadra che sembra aver preso la marcia giusta. Ha fatto investimenti importanti, È un Modica. campionato che secondo me per la prima volta negli Sì. ultimi 10 anni non vedrà disputare i playoff per la promozione, perché credo che comunque il Ragusa alla fine distaccherà il Vittoria in maniera determinante. Anch'io sono di quest'idea. Credo Anch'io che il sono campionato lo vincerà, e qui Piero magari mi può dare conferma, il Messina, perché è la squadra più forte e più attrezzata. Ora ha preso gli pure Enzo Betti. Giustamente sono nomi importanti per la E categoria. che l'interesse delle restanti 15 giornate di campionato è tutto da rivolgere alla zona play-out, che vede grosse squadre, che il Modica, l'Atletico, Certo. la Leonzio, squadre che hanno fatto Stesso la Serie C, Caltagirone. che hanno fatto la Serie C e che dovranno in qualche modo Fino cercare a di... Mister Bianco si deve lottare. Insomma, giochi Sì. apertissimi, quindi questa Per i seconda playoff, parte sì. del campionato da gennaio sarà Da Mister Bianco in da giù seguire con tanta attenzione. ci Con saranno- tanta attenzione. sì, sì. Benissimo, allora a questo punto parliamo di te prima di salutarti. Che facciamo? Nuova stagione, nuova squadra, cosa bolle in pentola? Onestamente in questo momento non bolle niente in mentola, perché Dicono purtroppo- tutti così, i direttori sportivi. No, non è, purtroppo tornando al discorso di prima, non mi chiamano molti per lavorare, perché io voglio i soldi, nel senso, quei pochi, quei cose. Certo, perché vuoi il lavorando giusto rimborso non spese. porto nessun sponsor, non porto niente, quindi però mi chiamano molte società, sono molto vicino a delle società importanti anche di queste categorie. Vediamo che spunta la Vediamo cosa succede. Volevo segnalare che il campionato riprende con 2 partite secondo me interessanti. Sì, Uno è parliamo del Avola, girone B, Avola-Ragusa. del girone B. Sì, Avola-Ragusa che... Il giorno 4 c'è la Coppa Italia. Poi c'è la Coppa Italia e un'altra partita interessante sicuramente è Aci Catena Atletico Catania per quanto riguarda la lotta per i play-out. Sì, anche perché la Cicatena mi Perché hanno ti detto spiego da più perché. parti che... Perché la Cicatena pare che abbia un po' smantellato il precedente No, ha organico. smantellato, però è rientrato Paolo Saio, ora di nuovo il portiere. Sì, qualcosa è rientrato. L'Atletico invece si è rinforzato, ha cambiato quasi 10 undicesimi dalla vecchia squadra, quindi c'è da vedere quali equilibri avranno trovato le due squadre. E poi sicuramente Modica Leonzio, per capire se la Leonzio
continuerà a partecipare a questo campionato, perché dovrebbe essere È il già dubbio così. di tutti questo. Le È il ultime due dubbio di partite tutti. si è pensato con i Con i ragazzini Ma junior. io penso che a questo punto hanno proprio definitivamente mollato, perché Domenica sono andato ci a vuole un prendere miracolo per riprendersi. Domenica sono andato a prendere 8 gol a Capodorlando, non è manco giusto. Sì, per quei non mi ragazzini, sembra proprio però. il caso, non mi sembra Però proprio il vediamo caso. che Anche spunta- perché se non c'è futuro è inutile andarsi a giocare la partita e poi rimanere in 7 e perdere a tavolino. E infatti si è fatto più di una volta quest'anno questa infatti. situazione. Quindi teoricamente il Messina, che gioca a Comiso, potrebbe ulteriormente allungare se Allungare. Ragusa non dovesse vincere a vittoria, e il che significherebbe praticamente mettere una seria ipoteca sulla vittoria del Ma Messina ha campionato. pareggiato solo l'unica partita con Ragusa, Con Ragusa. nelle Sì, 15 partite. Quindi- questo sta a testimoniare che nel campionato è là, Ragusa, Messina. Invece Ragusa nelle ultime È 3 vero. partite ha fatto 2 pareggi, una a vittoria. Capodorlando è in casa e col Modica, ma quello era un derby. il Insomma, Modica si mentre era affossato. nel primo girone se la giocano in 4-5, qui ormai è un gioco a 2, né più né meno. A 1,5. A 1,5, mi piace questa cosa, a 1,5. Se Ragusa non perde altre coppie, sì, come dice il Se buon Ragusa Gianluca. domenica non vince, giorno 8 Giorno riprende 8. ad Avola e lascia punti, secondo me il campionato è già finito prima di cominciare. Con chi gioca domenica il Ragusa? Ripeto, il Ragusa va ad Avola e quindi teoricamente rischia, invece il Messina va a Comiso. Ah, anche una buona squadra pure loro. È vero, Se è vero. Buon teoricamente Ragusa pareggia, il Messina vince, diventano È arrivato già un mister 6 stranamente punti. da Messina a tavola. Ah, Carlo vabbè, Perone. capita. Grazie al nostro Piero Grazie a Lorè, voi. ti ringraziamo, ti auguriamo un buon 2012 e chiaramente anche un buon Natale, anche se oggi è Natale, e speriamo di rivederti qui nelle vesti ufficiali di qualche bella società che ha un bel progetto. Speriamo bene, è quello il problema. È vero. Grazie a voi e buon Natale a tutti. Grazie, e noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco riprendiamo con il campionato di promozione. Ben ritrovati con il consueto appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, è l'edizione assolutamente natalizia. Adesso abbiamo la nostra seconda penaltina, la nostra Lorena. Ciao Lorena. Buonasera a tutti. Ben ritrovata. Grazie. Oggi è stato un appuntamento importante in famiglia con il pranzo di Natale, avrai sicuramente mangiato tantissimo. Tantissimo, però ci teniamo sempre in forma. Bravo, si tiene in forma, perché non lo portavi qua un po' di mangiare? Perché noi siamo a dieta, caro Gianluca, noi siamo a dieta. Va bene. Diamo il benvenuto ad Alessio Di Mauro. Ciao Alessio, il nostro commentatore ufficiale del campionato di promozione. Buonasera e buon Natale a tutti. E insieme a lui l'altro ospite che è venuto a trovarci oggi in questa edizione di penalty tutta natalizia, Ivan Jacobello del San Gregorio Rivelazione. Dico bene Ivan? Innanzitutto buonasera, sì, rivelazione di questo campionato. Voi all'inizio, diciamolo pure, non avevate in testa una squadra che potesse lottare per il campionato di vertice? Allora, diciamo che noi siamo partiti con l'obiettivo solido della salvezza, di una salvezza magari anticipata di qualche giornata. Forse perché? Perché abbiamo creduto noi stessi in meno. Però tra l'altro voi avete un gruppo solido ormai da qualche anno, Sì. cioè questo è importante, il fatto di non cambiare tanto Certo, è Gianluca, importante. secondo me è Questo è importantissimo. fondamentale, diciamo lo zoccolo duro della squadra è rimasto sempre lo stesso. Ma la Guarnera è l'anima di questo Sì. San Gregorio, Sì, sì, il mister ormai la sua da tanti determinazione anni- è fondamentale per Sì, insomma, sì. darvi la spinta giusta. Diciamo che lui è un ottimo motivatore, quindi se al primo tempo la partita non gira come dovrebbe, sicuramente al secondo tempo gira. Non a caso quest'anno abbiamo fatto dei risultati utili proprio negli ultimi minuti. E quindi Sì, quindi diciamo che è importante. è importantissimo. Allora, abbiamo parlato dunque del San Gregorio, parliamo quindi del girone C. La parola adesso passa a Lorena che ci legge la classifica, così la possiamo anche commentare con il nostro ospite di oggi. Lorena. Aci Sant'Antonio 32 punti, Sporting Viagrande 29, Spar Villafranca 27 punti, San Gregorio 25, Garden Messina 22, Pistunina, Fiumefreddese e Belpasso con 20 punti, Aci San Filippo e Scommettendo 19, Sporting Battiati 16 punti, Sporting Insieme 15, Gravina e Real Santa Venerina 13 punti, Piero Mancuso ultimo in classifica con 11 punti. Questo Aci Sant'Antonio che fa da apripista a questa classifica sembrerebbe attualmente la squadra più in forma, più determinata, Più forte. forse anche più attrezzata, dice bene Gianluca, più forte. Allora, sicuramente le squadre che ci precedono, quindi Aci Sant'Antonio, Viagrande, Spar e Villafranca, hanno qualcosa in più. L'Aci Sant'Antonio su tutti ha costruito una squadra sin dall'inizio con la dirigenza, l'allenatore,
attrezzata proprio per vincere il campionato. E già questo lo sapevamo da quest'estate, da agosto, diciamo, e non si sta smentendo. Non si sta La smettendo. Spar ogni anno fa un campionato di vertice, ogni anno, da quando io sono a San Gregorio, la Spar ha sempre fatto i playoff. È vero, è vero. Anche se quest'anno abbiamo fatto il colpaccio in casa della Spar. Quindi insomma è importante. 0-2, sì. Alessio, punto della situazione a questo punto del girone. Allora, come abbiamo già detto, la C Sant'Antonio è propensa Lanciato, chiamiamo verso- lanciato perché chiaramente ancora i giochi non sono fatti. Sì, infatti, però comunque come organico sono un livello superiore un po' a tutti, hanno una buona squadra e un buon allenatore quale è Marchetti. La Spar anche lei è una squadra che darà molto filo da torcere fino alla fine, come lo Sporting Viagrande, che ricordiamo sempre sta facendo un gran campionato, specialmente nelle ultime giornate. Sì, Nell'ultima è in serie giornata- positiva sì, da sì. tantissimo tempo. Nell'ultima giornata infatti ha agguantato un pareggio contro il Messina a Mili Marina in un campo Molto abbastanza difficile. sì. Mentre invece è confermata le dimissioni di Drago a Battiati. Sì, infatti si pensa che l'allenatore dovrebbe essere Luca Di Gregorio, almeno circolano queste voci. Sono arrivate voci anche che attualmente è il preparatore atletico che gestisce la squadra insieme al presidente. Sì, c'è quindi. una Però sarà una situazione situazione un po' probabilmente traballante, momentanea, sì. perché non penso che una squadra possa essere guidata Senza dal presidente allenatore. con tutte le qualità che può avere, ci mancherebbe. In Oppure da un questo calcio preparatore dilettantistico atletico. moderno, caro Ettore, Può non mi succedere di stupisce tutto. più niente. Quindi che Ok. i presidenti facciano la formazione, che i presidenti Sì, alleghino le è squadre, vero. è una cosa che non mi sorprenderebbe. Hai devo dire, ragione, anzi. hai assolutamente ragione. Con il nostro ospite volevo però invece sottolineare il fatto che il Gravina da qualche settimana a questa parte è quasi in smobilitazione ed è anche in caduta libera in classifica. Quasi lo toglierei perché visto le dimissioni smobilitazione. di Contarino, Sì. quindi la settimana scorsa si sono C'è, presentati 6 uomini. c'è una gran confusione, peccato perché Anche insomma il lì- Gravina è una società storica Guarda, del quest'anno- calcio dilettantistico. Quest'anno stiamo raccogliendo tante di queste vicende pazzesche in tutte le società dove crollano tutti. Beh, d'altra parte se non c'è programmazione, dimmi Ivan. Sì, no, diciamo che noi abbiamo giocato recentemente col Gravina e abbiamo trovato una squadra sicuramente ancora completa, però in difficoltà. Dopo la sconfitta contro appunto il San Gregorio, contro la mia squadra, abbiamo riscontrato anche, diciamo, nelle giornate successive che anche questo fatto, insomma, che purtroppo, perché È vero. dispiace sempre, perché È poi vero. se una squadra si ritira non siamo moltissime le squadre. È quindi- vero, è vero, è vero. Proseguiamo adesso dopo il girone che riguardava anche il nostro ospite, ovvero il girone C, con in testa l'Aci Sant'Antonio, passiamo al girone D dove la Leonfortese sembrerebbe, insomma, la squadra a detta di tutti, quella che sicuramente vincerà il campionato, anche se come al solito, lo diciamo qui e lo confermiamo, non c'è mai niente di scritto nel calcio. Dimmi, Lore. Difatti, prima in classifica Leonfortese con 32 punti, Scordia 31, Atletico Gela 28 punti, Città di Rosolini 24, Nicosia 22 punti, Enzo Grasso 21, Virtus Ispica, San Sebastiano e Troina 20 punti, Priolo 19 punti, Santa Croce 18, Scicli e Orsa Ragusa 16 punti, Real Niscemi 15, Agira Nissoria 14, ultima in classifica troviamo il Paternò con 7 punti e ricordiamo che il Paternò ha 2 punti di penalizzazione. Alessio, Paternò quasi ormai spacciatissimo e la Leonfortese, anche se seguita dallo Scordia, sembrerebbe sul binario che la porta dritta al campionato di eccellenza. Sì, rispetto all'altro girone però la Leonfortese non lo so se potrebbe vincere. Infatti ho detto, Nelle ultime infatti ho detto, settimane- nel calcio non c'è mai niente di scritto. Nelle ultime settimane è iniziato il tour del facciamoci del male, no? Perdendo delle partite e pareggiando all'ultimo minuto, tant'è che è costata la panchina al tecnico, adesso è subentrato Pannitteri. Pannitteri, sì. Quindi la Leonfortese ha dilapidato un po' quel vantaggio che pazientemente nelle prime Aveva giornate di campionato conquistato. aveva accumulato. E adesso ha a ridosso sia lo Scordia ed io non sottovaluterei il Gela che ha acquistato di somma, Sì. il giocatore ha fatto la Serie B. E infatti E che è Alessio la l'unica settimana squadra scorsa di ce l'aveva Gela. già Sì, anticipato sì, sì, che Non con lo la nuova sottovaluto. campagna acquisti Non lo sottovaluto anche perché nello scontro diretto ha vinto nettamente, anche se ha vinto negli ultimi nei minuti finali, comunque ha vinto. È lì a 4 punti, quindi non credo che ci voglia tanto perché il Gela possa arrivare
faranno gli scongiuri gli amici di Leonforte, no Alessio? Sì, mi sa di sì. Alessio, volevi chiudere questo discorso? Sì, un po' deludente è la situazione dell'Ispica, infatti è stata costruita una squadra per puntare alla vittoria del campionato, però poi alla fine nelle ultime 3 partite hanno raccolto solo un punto, sono molto attardati rispetto alla vetta. Se la società vuole sistemare un po' la situazione, penso che l'obiettivo primario dovrebbero essere quantomeno i playoff. E del Rosolini, che ne parliamo poco, come vedi la posizione in classifica? Devo dire che si muove bene, è lì, diciamo Sì, è lì. è a ridosso del Gela, però comunque Attardata un po' sì, troppo? è troppo attardata rispetto alla vetta. Beh, Potrà disputare sicuramente i Probabilmente playoff. non aveva grandi obiettivi Rosolini, quindi si trova lì un po' per caso. Guardate che Ragione però Alessio, perché Rosolini l'Ispica- è una piazza importante. Sì, sì, sicuramente, ma l'Ispica era una formazione che quest'estate aveva allesito un organico con giocatori di categoria superiore, basta citare C'era Sorrano, Costanzo anche, sì. Invece adesso un po' li ha perduti strada facendo e quindi ha ridimensionato anche le ambizioni. È un peccato perché Ispica è una gran bella piazza. Invece vorrei spendere 2 parole Sì. di elogio per il Santa Croce, Sì. che ha ingaggiato l'attaccante Brugaletta dal Comiso e l'esterno Consalvo, raggiungendo buoni risultati nelle ultime partite, quindi una situazione che si sta rimettendo, diciamo, in carreggiata. Infatti il Santa Croce fino a qualche settimana fa navigava nelle zone basse, Io sto ora risalendo sta pian uscendo, pianino, infatti, quindi dalla zona probabilmente play-out. potrà uscire dalle Sì, zone assolutamente, dei sì, play-out. sì. Ivan, San Gregorio che ha una struttura che adesso da qualche settimana forse mi sembra che sia stata finalmente aperta la tribuna, quindi avete il vostro pubblico che vi viene a seguire, con un supporto devo dire anche discretamente positivo perché vi aiuta tantissimo, Malaguarnera è determinato, ma la società, a prescindere dal punto di vista tecnico, è attrezzata per il campionato di eccellenza se eventualmente dovesse arrivare l'eccellenza? Guarda, Secondo mister, te? noi credo per ora la cosa più importante sia, perlomeno come giocatori, rimanere concentrati sul campionato, perché è molto facile, cioè vedendo anche la classifica, che è molto corta la classifica, è molto facile con 2 sconfitte ritornare, Scendere giù e 2 sconfitte risalire su. Quindi già pensare a un campionato di eccellenza, se la società sia attrezzata o meno a un campionato di eccellenza è prematuro e soprattutto forse non opportuno. Ma voi come San Gregorio avete fatto campagna acquisti in questa fine anno? Abbiamo acquistato un attaccante di categoria, Emanuele Passanisi, che quindi sicuramente può dare un apporto tecnico non indifferente e soprattutto ciò che è mancato in questi anni a San Gregorio, un ricambio, quindi la possibilità di rifiatare. Ci puntate a sti playoff? Beh, a questo punto se prendete Passanisi sembrerebbe che... Ci puntiamo, cioè non vi state tirando indietro, non vi tirate indietro. Devo dire che a a questo penalty punto ci riusciamo a puntiamo. fare sbottonare un po' tutti. È vero, giusto. Penalty riusciamo Quindi abbiamo veramente a capito far che tirare fuori... le ambizioni del San Gregorio sono di fare i playoff. Hanno preso Passanisi, fare altre cose che noi conosciamo bene, no? Beh, diciamo pure che hanno le qualità in questo momento alcuni giocatori per fare il salto di qualità. Passanisi sicuramente per la categoria, per il San Gregorio, Certo, è un buon attaccante. può aiutare tantissimo. Affiancato poi al Bomber D'Urso. Al Bomber D'Urso che già è a 12 gol. Hanno un attacco di tutto livello, diciamo. L'ultima battuta, e ritorniamo comunque a parlare di questo girone, il girone C, quello vostro. Voi avete battuto il Battiati 4-1 e a questo punto cosa c'è da pensare? Che il Battiati, anche se con tutte queste vicende societarie, insomma, sembrerebbe spacciato. Ma vedremo nelle prossime giornate, perché la sensazione sì, non era una situazione di stabilità societaria. Ecco, Quindi l'avete insieme al incontrato, battuto nettamente Sì. 4-1, quindi... Sì, ma non per la partita in sé. Ecco, abbiamo avuto sensazioni perché poi in queste categorie ci si conosciamo, conosce ci si tutti, conosce, giusto? E a fine partita Si capita anche che sentiva. c'è il fair play e quindi infatti. si parla con i giocatori e si sentiva di una situazione non rosea, un Perfetto. po' come a Gravina. E rosea sicuramente a San Gregorio, noi vi auguriamo chiaramente, noi tutti di penalty, ma tutti in genere, che il proseguo del campionato vi possa regalare veramente ancora tante emozioni e tanti successi, magari giustamente speriamo nei playoff,
No, lo diciamo a voce bassa. Lo E diciamo anche a così. San Gregorio toccano ferro in E questo anche San momento. Gregorio toccano ferro. Per chiudere, vogliamo ricordare se è possibile qualche incontro alla riapertura del campionato? Sì, nel girone D, Atletico Gela Enzo Grasso, Leonfortese Gimnica Scordia, quindi Quindi siamo scontro al al vertice. Siamo allo Dice. scontro diretto. praticamente. Scontro al vertice. Invece nel girone C l'Aci Sant'Antonio giocherà in casa con l'Aci San Filippo, mentre il Villafranca contro lo Sporting Via Grande. Il San Gregorio invece contro il Belpasso in casa. Quindi Prima di abbordabile, ritorno, abbordabile. Certo, ogni partita ha una sua storia, quindi sarà anche questa un'altra ennesima battaglia, come del resto sono un po' tutte le partite del campionato di promozione. Ringraziamo Ivan Jacobello del San Gregorio, ringraziamo Alessio, anche se poi con lui insieme a tutti gli altri ci rivedremo nella parte finale del nostro programma. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, Lorena rimane con noi perché tra poco racconteremo il campionato di prima categoria. Rientrati in studio, voglio come al solito ricordare che l'appuntamento di penalty va in onda qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle ore 19:15, siamo in replica poi dopo le ore 23 e siamo soprattutto in replica anche domani intorno alle ore 10. L'appuntamento di oggi è un appuntamento speciale, giorno di Natale. La nostra Lorena come al solito pronta e frizzante per raccontarci ora il campionato di prima categoria, ma prima di vedere insieme le classifiche con la quale abbiamo chiuso in un certo senso questo 2012, andiamo subito a presentare il nostro nuovo ospite, Michele Calanna, campionato di prima categoria del Valverde. Ciao Buonasera, Michele. buonasera. E con lui abbiamo il nostro solito commentatore che cura in maniera straordinaria il campionato di prima categoria, ovvero il nostro Luca Lovisi. Luca, perdonami Luca, come al solito Abbondano i io Luca in fatto in di questo memoria, studio. poi qui in questa redazione si chiamano tutti Gianluca e Luca, quindi può succedere. Luca Lovisi, prima di commentare insieme il girone di prima categoria, come al solito Lorena ci legge la classifica e così possiamo dare un quadro anche ai nostri amici che ci seguono da casa. Lorena. Girone E. Real Belpassese, prima in classifica con 26 punti. Cometa Biancavilla e Santa Teresa 25. Furci 23. Randazzo 22 punti. Ciclope Bronte 20. Gaggi 19 punti. Atletico Pedara, Sporting Taormina e Città di Maletto 17 punti. Dacca 14. Lineri Mister Bianco 12 punti. Inessa 9, ultima in classifica Giardini Naxos con 4 punti. Luca, questo è un girone un po' strano in un certo senso, lo stiamo seguendo con interesse anche se poi in fondo ci sono poche squadre catanesi, però è un girone abbastanza strano. Sì, un girone anche molto equilibrato e dove comunque non ci sono molte sorprese perché le favorite della vigilia stanno rispettando i pronostici e si trovano nelle prime 5 posizioni. Vediamo che alla fine, dopo è stato a lungo in testa il Santa Teresa, poi è stato superato dalla Cometa Biancavilla e ad ora il titolo simbolico di campione d'inverno è andato alla Real Belpassese. Che da neopromossa sta facendo sicuramente un campionato super. Sì, sta facendo un campionato di alto livello, come era comunque nelle aspettative della vigilia, perché ha dichiarato di voler puntare al salto nel campionato di promozione. Ho capito. Bene, e a questo punto parliamo subito dell'altro girone, così possiamo chiacchierare anche con il nostro ospite. Parliamo del girone F, sempre di prima categoria. Prima in classifica troviamo ancora San Pio X con 30 punti. Sporting Priolo 27. Città di Augusta 25 punti. Valverde 23. Città di Mascalucia 22 punti. Massimiliana e Sporting Barriera 21 punti. San Giorgio e Real Paternò 17 punti. Atletico Militello 15. Sporting Catena Nuova 13. Castel di Iudica 11 punti. Mineo 7. Ultima in classifica ancora Condor con 3 punti. Michele Calanna del Valverde, questo quarto posto in classifica, all'inizio insomma ci credevate oppure adesso l'appetito viene mangiando? L'obiettivo di primo anno era i playoff e rimane sempre quello. Sappiamo che il girone è difficile, la San Pio e il Priolo sono due grandi squadre, noi siamo lì. Domenica scorsa una sonante vittoria col San Giorgio, però vi ha dato forse la carica giusta perché poi alla ripresa del campionato vi aspettano sicuramente tutti al varco. Sì, ma noi rimaniamo sempre con i piedi a terra e lottiamo per questi playoff.
Senti, come vedi la situazione dello Sporting Priolo, che insomma è un po' una squadra che si è trovata inaspettatamente lì, nel senso che nessuno riusciva a credere nelle potenzialità di questa squadra. Onestamente la conosco poco, però so che è la sorpresa del campionato e lo sta dimostrando, 27 punti a 3 Un punti. secondo posto importante. In un girone di questo sì. È vero. Luca, commento su questo girone. Sì, vediamo che la lotta per il primo posto, oltre allo Sporting Priolo, ha anche la San Pio X, che è la favorita del girone, ma attenzione al Città di Augusta, che dal mercato dicembrino è uscita notevolmente rinforzata, infatti ha chiuso l'anno con 4 vittorie consecutive. Alla ripresa del campionato, l'8 gennaio, ci saranno anche delle partite che possono far delineare meglio la situazione, perché si affronteranno al Seminara di Catania, San Pio X e Sporting Priolo, mentre il Città di Augusta affronterà in casa lo Sporting Barriera. E il Valverde con chi gioca? Il Valverde sfida playoff contro la Massimiliana. Ah, quindi Sono tutti insomma, scontri tra le prime 6. in poche parole, alla ripresa del campionato subito sarete pronti per la battaglia, mi auguro, e vi allenerete sicuramente adesso, a parte i giorni festivi di Natale, perché mi sembra giusto e doveroso. Ma per quanto riguarda invece il Città di Augusta, come vedi questa squadra che è lì? Ha preso 3 rinforzi importanti di tra cui categoria. Angelo Nicolosi, che lo sottolineerei, che è categoria Giocatore di categoria superiore, è vero. Io non trascurerei, continuo a dirlo da qualche settimana, e fra qualche settimana me ne darete atto, Sì? la rimonta del Paternò, perché ha fatto già 5 vittorie consecutive e dall'ultima Abbiamo avuto Di posizione Perna la settimana scorsa che effettivamente è quasi ridossa alla zona playoff e secondo me è destinato a continuare a salire. Voi su quale squadre insomma, fate gioco? Qual è il gruppo sulla quale voi dovete lottare per tenere alta la possibilità di andare a fare i play-off? Noi combattiamo partita per partita, perché è difficile fare conti quando hai 6-7 squadre, una migliore degli altri, che lottano tutti per vincere il campionato. Perciò partita per partita poi facciamo i conti. È vero, è vero, è vero. Forse l'equilibrio potrebbe favorire chissà quale sorpresa, no? Il Real Paternò, ecco, io continuo a dire il Paternò perché magari ho visto che nelle ultime settimane ha avuto questa ascesa esponenziale, ma chissà, fra queste prime 8 vince magari chi non c'è messo, tra virgolette. Non è conto, escluso, no? non è escluso. Il Valverde, tra l'altro, che è una società che ha partecipato anche ai campionati più importanti, qual è il campionato di eccellenza, il campionato di promozione, è una società che comunque ha una sua struttura e questo chiaramente agevola tantissimo, probabilmente è una possibilità in più quando si decide effettivamente di fare un campionato di vertice. Allora, il Valverde viene da 2 salvezze, perché tra problemi finanziari che ci sono stati in passato, quest'anno ha deciso di dare una svolta. Quindi budget limitato e inquadrato. Ha fatto un'ossatura ben quadrata, ha preso giovani buoni, giocatori di esperienza e la tappa prefissata sono i playoff. E questo è importante, questo è importantissimo. Il mister, anche lui è di questa idea. Il mister sì, è un grande, lo saluto, il mister Garofalo. Lo salutiamo, tra l'altro appunto il Valverde è una società che comunque nell'Interland merita anche un campionato importante quale potrebbe essere il campionato di promozione. Poi tra l'altro tu hai fatto i playoff l'anno scorso, quindi non sono andati bene, però va bene. Può succedere. Dove li hai fatti? Li ha fatti con la San Pio, la San Pio che l'anno scorso giustamente accreditata da tutti come la squadra vincente, poi alla fine purtroppo non ce l'ha fatta. Il calcio è bello anche per questo. Il calcio è bello, però quest'anno sembrerebbe forse l'anno buono. Come li hai visti i tuoi ex compagni? Li ho visti bene, Li hai poi visti si sono bene. rinforzati, sono loro quelli che possono aspirare al primo posto. Sì. Per chiudere, Michele, per quanto riguarda invece il tuo obiettivo, questo è un campionato importante, secondo te può essere l'anno buono anche, a parte il fatto dei playoff, di arrivare a questa benedetta promozione? Non tentarci sarebbe un peccato, siamo a 7 punti, noi siamo là, come hai detto tu, siamo dietro il treno, possiamo prenderlo come non possiamo prenderlo. Ma avete fatto campagna acquisti? Luca, tu hai notizie della campagna acquisti del Valverde? No, della campagna acquisti no, però c'è da sottolineare sul Valverde e anche sullo Sporting Barriera che hanno un'alternativa importante perché sono già ai quarti di finale di Coppa Sicilia. E questo è cavolo, sì, è importante questa cosa qui, quindi su due fronti. Questa settimana abbiamo battuto Santa Teresa, che è una squadra che ambisce al campionato del girone se non sbaglio.
3-1 fuori casa. Quindi vuol dire che se non ci si arriva Poi con la si vince il promozione campionato con la diretta, Coppa, no? Si sale Sì, di c'è categoria. una si sale di promozione, categoria, esatto. e quindi potrebbe anche essere un'ulteriore chance in più. Ma a questo punto ce le può dire anche Michele se c'è stato qualche nuovo ingresso in squadra nella campagna acquisti. Dai, sbottonati pure tu, No, Galanna. non ci no, siamo l'ossatura. Siete questi e rimanete questi fino alla fine del campionato. Non ci siamo riusciti. Nulla. Non ci siamo riusciti. Benissimo, allora ringraziamo Michele per la sua disponibilità, auguriamo anche a lui, a tutta la società, a tutto il gruppo di Valverde un campionato importante per questo 2012, speriamo che arrivino almeno, come voi avete detto, i playoff. Speriamo. Insomma, credo di sì, insomma, avete una squadra buona attrezzata, quindi non è escluso che questo obiettivo possa essere raggiunto e poi speriamo anche di vincere questi playoff, perché poi uno che arriva ai playoff poi alla fine li vuole vincere. Volevo ricordare Sì. un riferimento telematico della nostra Sì, trasmissione, certo. anche in previsione della fine dell'anno. Sì. Se volete inviarci buoni propositi, gli auguri o che so cosa vi aspettate dalle vostre squadre del cuore per il 2012, lo potrete fare attraverso la nostra mail penaltysestarete@libero.it, che è aperta a tutti i vostri commenti, a tutti i vostri suggerimenti, oppure attraverso la nostra pagina Facebook. Andare su Facebook, cliccate penalty, troverete una foto con le nostre 3 penaltine. Non c'è la mia faccia, lo so. È l'immagine della non è nostra la stessa cosa trasmissione. vedere me che vedere le 3 penaltine, però lì potrete interagire con noi anche attraverso quella pagina, scambiare suggerimenti, scambiare informazioni. Certo. Giusta informazione del nostro Gianluca, ringraziamo Michele Calanna, ringraziamo Luca Aloisi, con lui ci vedremo dopo per i saluti finali augurali di questo Natale. Salutiamo anche la nostra Lorena, perché dopo sarà la volta dell'ultima penaltina, Giada, che ci parlerà del campionato di seconda categoria. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e rimanete con noi perché Penalty è sempre qui in diretta su Sesta Rete anche oggi che è Natale. Ed eccoci ritornati in studio, siamo sempre in diretta, giorno di Natale, appuntamento speciale di Penalty, stiamo raccontando quello che è l'andamento del campionato dilettantistico in genere delle squadre siciliane, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria, ed è proprio questa adesso che andiamo a trattare. Diamo il benvenuto alla nostra terza penaltina, Giada. Ciao Giada. Buonasera. Anche per Buon te. Natale a tutti. Buon Natale a innanzitutto. tutti, è andato bene anche il pranzo di Natale? Sì, sì, sì. Benissimo, siamo contenti anche per te e diamo anche il benvenuto al nostro commentatore ufficiale di seconda categoria, Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ciao Ettore, ciao a tutti. E diamo anche il benvenuto ad uno sportivo camuffato da sportivo, perché non è uno sportivo ufficiale, anche se lui ha fatto lo sportivo per un certo periodo. Ho giocato a calcio. Hai giocato a calcio. Ma con i piedi? Lo abbiamo invitato. Lo abbiamo invitato perché lui è stato presente nella manifestazione che abbiamo organizzato giorno 22. E ho fatto anche gol. Hai fatto anche il gol, mezza perché non rovesciata. lo abbiamo capito. Lui se lo ricorda. Ma tu ti ricorderai delle mie grandi chiusure difensive. Luca Maugeri, il vignettista ufficiale anche della trasmissione Sesta Ora, che oggi in via del tutto eccezione lo abbiamo inserito anche nell'appuntamento di Penalty, quindi hai preparato anche chiaramente per l'occasione una vignetta che parla in un certo senso dell'evento che c'è stato giorno 22 a Tremestieri e Tenneo in beneficenza, Christmas for Friends. Sì, descrive come è finita realmente la partita. Però non ce lo svelare No, subito, no, perché prima dobbiamo parlare del campionato di seconda categoria, parliamo del girone. Girone G. Girone G, perfetto. Allora diamo parola alla nostra Giada e poi insieme a Dario commentiamo questo girone di seconda categoria. Sempre in vetta Milo con 29 punti, segue AC Bonaccorsi 21, Belpassese 19, Val Guarnerese 18, Canalicchio Real Piano Tavola 17, Real Aci 16, Pisano Cosentini Real Adrano 14, Real Centuripe 12, Tremestieri e Tenneo 7 e chiude Libertas Aci 4. Dario, il Milo continua a rimanere in vetta, 3-0 netto contro il Tremestieri e Tenneo, e a questo punto non dico che i giochi sono fatti, lo ripetiamo ormai da parecchie settimane, non possono però essere fatti a metà campionato. Però intanto il presidente Laudani ha perso la sua scommessa, perché mi aveva detto personalmente
che il Tremestieri avrebbe fatto risultato. A Milo non è stato così, ma è un Milo che insomma è sopravvissuto anche a una serie di infortuni, anche di squalifiche che hanno portato via qualcosa come 7-8 giocatori dalla formazione titolare. È la miglior squadra della seconda categoria, senz'altro la miglior squadra tra i due gironi che trattiamo noi, che seguiamo noi, e non ci sarà nessun tipo di ricambio di mercato in questa sessione invernale. È tutta all'insegna della squadra che vince, non si cambia, più che altro si aspettano i recuperi di un paio di infortuni, soprattutto del bomber Luca Antonucci, che dovrebbe essere presente già la primissima partita del 2012. È un'arma in più di questa squadra, esatto, diciamolo pure. Tra l'altro è una partita molto delicata, perché tra parte dello staff del Milo e parte dello staff del Pisano Cosentini non corre buon sangue, perché erano fino a qualche anno fa erano però insieme. Non ci dimentichiamo che questo è calcio dilettantistico, mettiamo da parte questa tipologia di cattiverie che può nascere tra uno e dell'altro. È un campanilismo per adesso, è un nuovo campanilismo. È un derby, ci può anche stare, volendo, effettivamente. Ci può anche Tra stare. l'altro Milo, che in questi giorni sta provando a allenarsi, e sottolineo il provando, perché a Milo le temperature sono abbastanza basse, e sono dovuti emigrare a San Giovanni Montebello, che non so quanto possa cambiare, però il campo in erba di Milo in questo momento non è certo, proprio e poi in una zona veramente di grande umidità. Esatto. Proseguiamo, adesso abbiamo il girone H, pronta la nostra Giada a leggerci la classifica con la quale si è concluso qualche settimana fa questa parte del campionato. Carlentini 28 punti, Atletico Francofonte 24, Megara Augusta 22, Picanello e Sortino 19, Liotru 16, D'Agata 15, Vizzini 14, Junior Ramacca 11, Librino 9, Aquila Monteserra 7 e Raddusa 4. Questa settimana ha vinto il Carlentini, ha vinto l'Atletico Francofonte, ha vinto anche il Megara Augusta, quindi a questo punto le tre squadre che insomma sono nella zona alta della classifica sembrano molto decise. Sembrano molto decise, è un girone all'insegna del siracusano, se possiamo dire così, perché le catanesi stanno rapidamente uscendo di scena, anche se il Picanello sta cercando di rinforzarsi. Ho appena sentito il presidente, un po' di rinforzi, soprattutto Cannizzaro, il centrocampista ex Scommettendo, e un altro attaccante Napoli, che dovrebbero essere i giocatori che dovrebbero dare la svolta a questa squadra, ma altrettanto stanno facendo il Megara Augusta, l'Atletico Francofonte e anche il Carlentini. Non sono ovviamente rinforzi di massa, perché le squadre vanno già bene, certo. Sono dei piccoli ritocchi, e vorrei segnalare anche uno degli innesti appunto del Megara Augusta, che oltre a Forcellini, che è il portiere, ha già esordito tra l'altro nel derby infuocatissimo con il Carlentini. Hanno preso anche Simone Ragusa, che è un ex giocatore del Siracusa, uno juniores del 94, che adesso giocherà al Megara Augusta, è la squadra della sua città. Beh, a questo punto cosa c'è da dire? Che questo girone sarà probabilmente un girone dove le tre squadre siracusane sino all'ultimo lotteranno. E le catanesi? E le catanesi per adesso stanno a guardare, ovviamente sarà il mercato di gennaio a dettare tanta parte del susseguirsi della stagione, però è anche vero che, come si vede dalla classifica, le catanesi come il Picanello, come la Liotru, sono già attardate. Il Librino, che tra l'altro, parlando di Librino, parlando di squadre catanesi, ho sentito anche il presidente del Librino, mi ha spiegato un attimino la situazione del perché il Librino, che era salito in seconda categoria con delle grandi aspettative, adesso si ritrova a lottare per la salvezza. In realtà a inizio stagione il Librino ha avuto una scissione di parte dello staff, e parte dei giocatori sono rimasti in terza categoria, e invece quindi chi si è smembrato il gruppo che era salito in seconda categoria, e quindi riconquistare un po' una certa amalgama è un po' difficile. Sì, anche perché sono passati quasi una trentina di giocatori, quindi è molto difficile creare un gruppo coeso, come ad esempio nell'altro girone è quello del Milo, per testimonianza diretta. Ricordiamo che si può operare solo con gli svincolati, perché le liste di trasferimento si sono chiuse il 17 di dicembre, per cui non ci sono più possibilità di intervenire con prestiti o scambi fra una squadra e un'altra. Si possono tesserare solo quei giocatori che allo stato attuale sono, tra virgolette, a spasso, quindi svincolati. Gianluca, giorno 22 c'è stato questo incontro importante, l'incontro di beneficenza a favore del VOI, i volontari ospedalieri italiani, organizzato da Play Village in collaborazione con
l'amministrazione comunale di Tremestieri e Tenneo. È stata una giornata di festa, si sono raccolti dei fondi appunto che sono stati interamente devoluti al VOI. Ed è stata veramente una giornata, a parte una giornata freddissima. Infatti il riscaldamento si svolgeva all'interno degli spogliatoi. Sì, è vero, una giornata freddissima, però è stata un'esperienza indimenticabile. Bella, perché c'erano esperienza, molte persone, c'erano anche dei giocatori importanti del Catania, c'è stato Spinesi, c'era Onorati, è venuto anche Sciacca che non ha giocato, però insomma era presente. Che emozione ti ricorda? Un bel pomeriggio divertente, ci siamo messi in gioco, noi che calciatori non Roberto siamo. Martina. Eccoli lì, i due big della situazione che hanno giocato chiaramente con me, perché la nostra squadra chiaramente ha vinto, perché chiaramente la squadra del vignettista che fa il vignettista di professione hanno ha perso 2-1. Le nostre penaltine erano anche presenti, tra l'altro. Sì, anche loro gelate, perché poi non si sa perché, ma tra le 2:30 e le 4 c'è stato Fabio Sciacca in questo momento inquadrato. C'è stato il picco di gelo di tutto l'anno. Sì, insomma, era sicuramente la giornata più sbagliata per fare una partita di pallone, assolutamente. Però è stata emozionante proprio perché l'obiettivo era raccogliere i fondi. Carissimo Luca Maugeri, il nostro vignettista, anche tu eri in campo, l'emozione veloce? Emozione stupenda, ci siamo divertiti, è stato un momento davvero indimenticabile, sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del freddo. Ecco, il calcio d'avvio è stato dato da Fabio Sciacca insieme al goliardico Carissimo trampoliere. amico. Che malgrado l'altezza non ha fatto un gol di testa. Non ha fatto gol di testa. Invece il nostro Luca, hai preparato questa vignetta così per ricordare questo avvenimento? Sì. Eccola, la possiamo inquadrare in regia, grazie. Hai segnato in modo particolare un nome importante di questa manifestazione. Perché la partita è stata ferma per un bel po' sull'1-1 e poi un rigore molto generoso dal mio punto di vista è stato dato. È stato dato e quindi l'ha battuto giustamente Spinesi. Tra l'altro in porta c'era Jacobelli, il nostro ospite di poc'anzi del San Gregorio. Che l'ha parata, però Spinesi si sa, tira molto forte. E Pazienza. Benissimo, grazie per la tua presenza di oggi. Grazie rimarrai anche tu per i saluti finali. Sì, volentieri, certo, grazie. Benissimo, vi voglio ricordare che questa partita, una sintesi, una parte della partita con le interviste e tutto quello che di simpatico c'è stato di contorno a questo evento andrà in onda su Sesta Rete lunedì 26, praticamente domani, alle 15:30, quindi un appuntamento da non perdere. Comprese le penaltine. Montaggi di cappuccio di lana. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi il gran finale di questa puntata di Natale di Penalty. A tra poco. Momento finale della puntata tutta natalizia di Penalty, siamo contenti di fare questa festa finale tutti insieme perché insomma abbiamo già un po' di puntate sulle spalle e siamo contenti perché forse abbiamo lasciato già un segno nel calcio dilettantissimo. E poi abbiamo lavorato anche il giorno di Natale, abbiamo lavorato anche il giorno di Natale, però abbiamo preparato, dato che siamo in piena atmosfera natalizia, il nostro bel Pandoro. Qualcuno voleva il panettone, abbiamo fatto poi democraticamente ha scelto il Pandoro. Abbiamo anche il nostro spumante che il nostro scenografo ufficiale Salvocampo è venuto a portarcelo perché adesso sarà lui ad aprirlo. Noi festeggiamo questa puntata in maniera così goliardica, è stata una bellissima esperienza sin qui, speriamo di vivere anche le prossime puntate con tanto divertimento. Le nostre 3 penaltine tra l'altro adesso hanno preparato una cosa particolare, ci faranno vedere il balletto ufficiale di penalty versione natalizia. Ma è necessario? Lo dobbiamo fare. Saremo brave. Un calo di ascolto improvviso. Allora, la nostra Giada, la nostra Manuela e Lorena, facciamo un applauso ragazzi. Dai, sì, forza. Un applauso. Voglio ringraziare Alessio, grazie di tutto, il nostro scenografo l'abbiamo già fatto ma lo continuiamo a fare sempre perché ci ha regalato una bellissima scenografia, Luca Aloisi, stavolta non ho sbagliato il nome, il nostro ospite vignettista che da oggi ufficialmente diventa anche vignettista di Penalty. Grazie e auguri ancora una volta a tutti. Dario Giuffrida, il nostro commentatore del calcio, quello proprio più basso, di seconda categoria, però è il più alto di tutti. Questa cosa è inversamente proporzionale, no?
E poi il mio compagno di viaggio fisso anche in tante altre trasmissioni qui su Sesta Rete, ovvero Luca Barbagallo. Luca, un commento finale prima di stappare la bottiglia e augurare il buon Natale a tutti. E beh, che la gente possa trascorrere un buon Natale, io auguro quest'anno soltanto la salute, poi per il resto tutto verrà da sé. Per quanto riguarda gli sportivi, riposatevi perché si riprende l'8 gennaio e noi saremo qui a giudicarvi come al solito. Però attenzione, perché noi saremo qui anche giorno 1 di gennaio, quindi preparatevi, non prendete ferie. Perché qui non ce ne sono ferie, non so se l'avete capito. Non ce ne stanno. Democraticamente ha deciso che lavoreremo anche l'1 gennaio. Tra l'altro, giorno 1 faremo una puntata speciale dedicata interamente ai settori giovanili, quindi diamo spazio anche ai ragazzini che sono tanti che intraprendono insomma il gioco del calcio. Questo sogno di diventare calciatore. Tu hai un sogno nel cassetto? Sì, ho un sogno nel cassetto. Quale? Mangiare questo pandoro. Allora, pronti per stappare la bottiglia? Vi auguriamo buon Natale, vi lasciamo anche con il balletto ufficiale del Natale, tutto di penalty insieme alle nostre penaltine. Auguri a tutti e buon Natale! Buon Natale! Stappiamo la bottiglia. Ok, ci siamo. Ok. Auguri! Sposerà entro l'anno, vedrete. Presa.